Sì, è un veicolo che l'abbiamo un po' di anni fa l'abbiamo pensato e lo portiamo all'attenzione di tutti i giorni di quelli che consumano latte e che si vedono questo messaggio, che se per caso in quella famiglia, e speriamo che nelle famiglie nostre invece ci sia il latte, porti amore e tranquillità, perché ogni tanto lo spiego. Il latte, come arriva il latte? Il latte arriva quando arriva una vita, e quando arriva una vita allora arriva il latte. Il latte dovrebbe portare felicità nelle famiglie e dovrebbe portare quella bellezza di stare assieme. Abbiamo sposato questa iniziativa di Fiorenzo Fattinelli, della Fondazione di Comunità, di portare avanti, di portare un messaggio verso la gente, e lo facciamo anche tramite i nostri brichetti del latte, le nostre confezioni che lo portiamo. Abbiamo visto che è qualcosa di utile, noi lo facciamo e quando facciamo queste iniziative versiamo un centesimo alla comunità, ma tutto questo no, è grazie al consumatore che sceglie quel latte, grazie al consumatore che acquista quella confezione. Allora, piccole cose, perché quando si sta parlando di un centesimo per confezione, sono piccole cose ma messe assieme danno dei numeri importanti per aiutare tutti questi volontari che stanno lavorando attorno a questi progetti di difesa dei più deboli.